Buongiorno, ben svegliati e benvenuti a 7 in punto. Questa mattina siamo in atmosfera natalizia, c'è voglia di divertirsi, di visitare cose curiose e chi di noi non ha sognato quando era ragazzino con i mattoncini Lego, le costruzioni famose? Ebbene, c'è la possibilità di poter attingere a questi villaggi costruiti con i mattoncini della nostra gioia, della nostra fantasia, e parliamo di una rassegna che è aperto a Treviso, ecco City Lab, addirittura la città di mattoncini ecosostenibile. Per parlare di questa iniziativa, non è nuova la curatrice di questa mostra, l'organizzatrice di questa mostra non è nuova, ha esperienze con i mattoncini Lego. Buongiorno e benvenuta Giulia Maria Dotto Pagnossin. La passione per i mattoncini arriva da lontano, l'esposizione, io non riesco più a ricordare il numero delle tante esposizioni rivisitate, reinventate a tema che tu hai fatto nel corso degli anni. Allora, buongiorno intanto e grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui e oggi ho portato a farci compagnia anche un po' di materiale. Dici bene, perché ormai è un percorso che è iniziato nel 2014, quasi per scherzo, nel senso che la prima volta, la prima mostra l'abbiamo fatta veramente così un po' organizzandoci in maniera artigianale, quasi per fare un test, e poi ho scoperto che la passione dei visitatori che stavano in coda, anzi sono stati in coda per diverso tempo, trovavano comunque anche tanta gente, la passione e l'entusiasmo che mi hanno trasferito mi ha portato a dire no, dobbiamo assolutamente fare un progetto e qualcosa di importante, e così abbiamo iniziato a girare l'Italia in realtà, perché con le nostre mostre, che ormai sono quasi 20, ne abbiamo realizzate, e abbiamo veramente girato da nord a sud. Ma hai realizzato un brand? Perché mi rendo conto che creare delle esposizioni con le costruzioni di questi mattoncini famosi sia un qualcosa che molti vorrebbero fare, no? Però la differenza delle tue mostre qual è? Tanto per dare anche una caratterizzazione. Allora, la differenza è proprio quella che dietro queste mostre c'è una società che lavora a tempo pieno tutti i giorni, Lab, Literally Addicted to Bricks, letteralmente dipendente da mattoncino, proprio come dice l'acronimo. Un gruppo di ragazzi capitanati dal loro capitano, così vuole essere definito, Wilmer Archiuti, che rappresenta una collezione privata, penso catalogata tra le più importanti d'Europa, perché è una collezione che ha pezzi da 40 anni, quindi comunque potete trovare all'interno delle nostre mostre set che sono introvabili oppure sono nelle aste più importanti dei principali siti di vendita, come in realtà anche set più recenti. La grande differenza è proprio questa, il fatto di avere una creatività dietro, un laboratorio che crea quotidianamente, quindi può solo mettere un po', fare rodaggio o manutenzione alle mostre, oppure creare, come in questo caso che presentiamo oggi, un progetto completamente nuovo. Quindi tu c'è proprio un laboratorio creativo, no? Che parte da un collezionista, che è un collezionista del nord-est, sì, esatto, di Treviso. Ecco, un collezionista di Treviso che non si limita a mettere a disposizione le sue costruzioni, ma voi con i suoi mattoncini create nuove esperienze, li reinterpretate, perché poi arriviamo al fatto che oggi hai portato dei mattoncini tutti verdi. Sì, allora, aspetta, prima parliamo della collezione e quindi di come proprio lui, Wilmer, in prima persona crea queste cose. Quindi nel senso che lui ha una serie di ragazzi che lavorano assieme a lui, che sono cambiati ovviamente anche nel corso degli anni, perché cosa fai nella vita? Costruisco mattoncini, ovviamente magari lo puoi fare per un periodo, magari non troppo a lungo, però abbiamo una squadra veramente importante, ci sono un gruppo di ragazzi che si alternano in base al periodo. Adesso abbiamo in attivo 3 mostre, quindi per esempio negli ultimi mesi sono stati veramente messi sotto pressione, e che seguono Capitan Wilmer proprio in quelli che sono i progetti che iniziamo a identificarci. Quindi per esempio nello specifico della mostra di oggi è un percorso che ormai sono 2 anni che stiamo dialogandoci e stiamo capendo. L'altro nostro grande progetto che è City Booming, anche quella una
altro diorama di città, spesso guardando le realizzazioni diciamo ma potremmo inserire la parte ecologica, potremmo fare, alla fine quest'estate ci siamo guardati negli occhi, assieme anche a mio fratello Gian Matteo, che diciamo proprio lui il project manager che diciamo ha in gestione Lab, e ci siamo guardati diciamo a tre negli occhi e abbiamo detto facciamola. Quindi io ho preso la sfida di organizzarla, di trovare una location e di poi mettere in modo il meccanismo. Loro si sono buttati a capofitto su scatole di mattoncini, è bellissimo il Lab perché abbiamo tutti i cassettini con tutte le tipologie di mattoncini, tutti i singoli pezzi divisi per singoli colori, quindi tirando fuori da questi cassettini, cercando quello che poteva essere il progetto migliore e costruendo questa città veramente nel più minimo dei dettagli. So che magari ti sembrerà pleonastico, ma per spiegare proprio bene ai telespettatori, no? Perché quando si parla di collezionismo magari si può pensare che questo collezionista abbia delle costruzioni in qualche modo indicate dalla società madre e conservate. In realtà sono i mattoncini che uno prende come materia prima e proprio come un'impresa edile, passami il paragone magari, e costruisce una realtà nuova che è e quindi è proprio un creare dal nulla. Sì, sì, esattamente, è proprio così. Ovvio che ci sono, esistono comunque tante poi demo realizzate in internet che noi compriamo anche ovviamente, dove comporre alcune realizzazioni che si trovano all'interno del diorama, però la cosa bella è quella di proprio realizzare delle situazioni, li chiamiamo mondi perché comunque all'interno di questo diorama ci sono mondi diversi, perché c'è il mare, c'è la città, c'è la cava, e quindi all'interno di questi mondi delle scene che sono assolutamente la genialità di Lab, ecco, e del suo capitano. Da dove partono? Da un disegno, da un'idea? Perché adesso ci incuriosisce, no? Perché siamo tutti abituati a comprare la scatoletta di mattoncini, più o meno i vari pezzi abbinarli, ma a seguire anche un po' le istruzioni. Sì, infatti, quando vengono i bambini in mostra la prima reazione è quella: mamma, papà, lo voglio anch'io adesso per Natale. Sì. Non è proprio così meccanico, a parte che tra l'altro una nota molto carina che continuo a riscontrare sempre più in queste mostre, che il numero principale di visitatori è adulti. Anche ieri pomeriggio sono entrata e in pausa pranzo, così di solito è un orario magari un po' più tranquillo, c'erano solo adulti dentro, cioè tutto pazzesco, e sono lì e mi chiedevano in battuta così: ma fino a che ora siete aperti? Alle 7:30? Ah, perfetto, tipo era l'1:30 se non ricordo bene. Ah, perfetto, allora abbiamo tante ore. Erano lì che cercavano i dettagli per poi riprodurli. Ma no, in realtà per scoprirli, perché in realtà adesso vediamo se riusciamo anche ad implementare ancora di più l'offerta che abbiamo e creare un contenuto vero e proprio a mo' di audioguida, però la cosa bella è proprio andare a scoprire tutto quello che c'è nascosto, perché tu puoi fare un giro, bella, perché sicuramente l'impatto emozionale di questo diorama comunque è bello, però magari fai una visita veloce, sei dentro quarto d'ora, 20 minuti, sai, i bambini, abbiamo anche un'area gioco, ma puoi stare dentro anche delle ore, cioè veramente girare, continuare a fare un giro in più e non esserti accorto del dettaglio prima dei supereroi che abbiamo nascosto all'interno, piuttosto che i meccanismi, i lampioni. Ci sono le persone che girano in bicicletta perché appunto la mostra è ecosostenibile, quindi abbiamo i pannelli solari, abbiamo comunque l'attività di qualsiasi cosa. C'è, non so, Joker che ha appena svaligiato una banca e tu dici: ah beh, ha portato via i soldi. No, cosa voleva? Solo hambre in realtà. E quindi in realtà ci sono cose molto simpatiche, c'è la cava dove hanno bloccato un cantiere, quindi a proposito di mattoncini e di costruttori devono creare proprio come costruttori, però tutto il cantiere è bloccato, come succede spesso per esempio anche a Treviso, principale città, perché hanno trovato dei reperti sotto e quindi è tutto bloccato perché stanno facendo le indagini, quindi il cantiere è transennato e non si può andare avanti. Quindi scene di questo tipo, solo insomma addentrandoti con lo sguardo puoi catturarle, ecco. Raccontate delle storie, raccontano, no? Perché tu hai evidenziato, io sono semplicemente l'organizzatrice, ma credo che sia un laboratorio creativo dove poi insomma si racconta anche la storia, cioè non è una scena che sta a sé stante, il diorama è la vita espressa in mattoncini. La fase creativa, perché questa cosa mi affascina, no? Evidentemente
ci sarà il capitano, come dici tu, con tutti i geni creativi che buttano un'idea e poi la sviluppano. Ma la prima bozza, no, di un progetto, c'è un disegno, perché penso un po' all'architettura, al mattone vero, no? Che non è il mattoncino. Se il percorso è quello, oppure, come può capitare anche ai bambini che rovesciano la scatola di mattoncini sfusi e lì iniziano a proporre, inventarsi delle cose, delle situazioni. Ma allora è un mix di queste due cose, sicuramente non si va su disegni, anche se adesso le tecnologie aiutano moltissimo, perché comunque adesso ci sono dei programmi per cui tu puoi proprio comporre effettivamente, proprio l'immagine della mostra ad esempio, la statua che si trova al centro, l'abbiamo proprio composta così, eravamo in un momento di stasi e abbiamo detto dobbiamo assolutamente in qualche modo dare una chiave di volta a questa immagine, e ci siamo inventati così un pomeriggio di fare questa rappresentazione a computer, e volevamo fare una statua perché abbiamo all'interno un museo, quindi volevamo creare la bicicletta, quindi il concetto dell'ecosostenibilità, volevamo unire questi elementi, e così è stato, l'abbiamo disegnata a computer e poi riprodotta, perché in effetti poi in mostra qui in realtà è disegnata, quindi è un insieme di tre elementi, quindi la tecnologia che aiuta, la creatività, comunque anche la manualità, e quindi di un disegno riprodotto a mano, e poi l'arte che è quella dei mattoncini che trovi in mostra. Ecocity Lab è la città di Treviso, o Treviso diventa un po' la città simbolo di città sostenibili, e ovviamente questo progetto rientra in un progetto più ampio, credo, di Treviso Plastic Free, no? C'è questo percorso che il capoluogo della Marca sta sostenendo. Sì, allora la mostra si inserisce proprio tra l'altro in una programmazione di Natale che è proprio dedicata all'ecosostenibilità, quindi proprio non poteva che capitare nel momento migliore. Noi abbiamo lottato tantissimo per far sì che questa nostra anteprima nazionale fosse nella nostra città, perché insomma è benaugurante, perché anche le altre sono state... Il capitano è trevigiano, il collezionista è trevigiano, il laboratorio di geni creativi sono tutti trevigiani? Tutti trevigiani. Tutti trevigiani, sì. Ma non per scelta? In realtà per praticità semplicemente, anche se riceviamo spesso richieste comunque di adesione, di collaborazione, perché ovviamente è una cosa molto ambita, ecco. E abbiamo in realtà appunto scelto di farla a Treviso proprio perché volevamo anche dare un messaggio importante. Tra l'altro durante la conferenza stampa c'è stato anche uno sbilanciamento insomma forte da parte del sindaco della città sull'area proprio che abbiamo scelto. Sì, perché avete scelto l'area attigua alla stazione, che anche a Treviso, per quanto possa essere una città, non è proprio una delle aree migliori, no? Era un'area anche un po' così, non dico abbandonata, ma insomma dove il degrado un po' trascurata. E devo dire che siamo proprio all'interno dell'autostazione, quindi diciamo siamo negli spazi che ospitavano una volta al tempo la biglietteria dell'autostazione, e abbiamo fatto una bella collaborazione anche con la società che gestisce l'autostazione. Siamo riusciti a colorare tutte le vetrine, perché sono delle vetrate molto grandi che fanno proprio da giro tutta la mostra, quindi anche all'interno dell'autostazione colorare con questo bell'azzurro e questo verde, e dare un tocco diverso, proprio un tocco di luce, di colore, di animazione. Quindi diciamo è stata anche quella una sfida, perché comunque devo ammettere che quando cercavamo la location non riuscivo a trovarla, continuavo di notte, dicevo ma la facciamo lì, siamo sicuri? Mio fratello non era tanto d'accordo, io ero da sola contro tutti, ho detto va bene, io ci provo, e sono molto contenta perché comunque vedere insomma viva uno spazio che magari è un po' diciamo magari di secondo, non è preso in considerazione, invece siamo nel cuore, in un posto fantastico, siamo nel lungo stile l'ubicazione città, è perfetta. che è uno dei nostri un posti. tempo era anche, diciamo che probabilmente nel corso degli anni alcuni spazi che tendono a perdere alcuni negozi sfitti, o che vengono un po' riallocati in maniera un po' confusa, permettono, come in tutte le aree, di trovano insomma spazio chi ha intenzioni, insomma chi vuole anche avere un posto così dove nascondersi, ecco, può essere questo, si concentrano un po' queste situazioni, ma è proprio in centrissimo, assolutamente.
quanti mattoncini ci sono in questa Allora, in questa rassegna abbiamo oltre 1 milione di mattoncini, sono 30 metri quadrati, un unico grande diorama, quindi un rettangolo più o meno, poi con delle, diciamo, estensioni laterali, un unico grande rettangolo, quindi hai questa visione, così una perdita d'occhio colorato, e poi appunto, come dicevo prima, ti addentri per vedere i singoli dettagli dei mondi. Abbiamo appunto il mondo del mare con queste 6 pale eoliche in azione, che quindi stanno finendo di posizionare queste pale. Abbiamo il mondo della città, e in realtà abbiamo un mondo molto forte, perché l'impatto è quello di vedere un grande museo, questo Peociraptor Museum, questo grande dinosauro fuori, che all'inizio ti potrebbe sembrare quasi una mostra vista da quel lato, una mostra solo, diciamo, storica, e poi invece c'è il fervore della città, quindi con le sue animazioni più vive, c'è la ruota panoramica, ci sono quindi 1000 attività, come tutte le città, quindi da quelle del lavoro, quelle delle ricreative, al cinema, tutto quello, insomma, che ovviamente c'è il mondo di lab, perché il lab è presente, e gli uffici di lab sono ovviamente importantissimi all'interno del diorama. E poi abbiamo appunto, come anticipavo un po' prima, la parte della cava, quindi queste gru immense e questi lavori che sono molto importanti, che vengono fatti all'interno di quella parte. Abbiamo 2 trenini che girano all'interno della mostra, abbiamo appunto la ruota che gira, abbiamo abbiamo implementato anche i suoni, perché comunque ci sono i movimenti che realizzano i suoni, e abbiamo lateralmente un'area gioco a disposizione per i bambini, quindi ovviamente sono i mattoncini nella misura standard, però ogni sera ci troviamo con delle costruzioni bellissime che è anche un peccato poi dover smontare, e poi abbiamo comunque un'attività con alcuni approfondimenti legati appunto alla mostra stessa. Ecco, City Lab non è una definizione, credo, che voi avete scelto a caso, e viste le precedenti rassegne, il fatto di aver deciso per un'unica installazione, e visto che prima citavi anche Joker, che è una specie di rievocazione, no, di Gotham City, di dove va il genere umano, credo che ci sia anche la volontà da parte vostra di comunicare una trasformazione continua di un ambiente urbano. Ecco. Prima parlavi del trenino, parlavi della bicicletta, non hai citato le auto. Qual è il messaggio sotteso che voi volete comunicare con questo diorama? Perché insomma c'è sempre, no? Sì. Non è un'esposizione fine a se stessa, di celebrazione della creatività e della genialità di chi sa fare cose incredibili con questi mattoncini, ma c'è sempre anche un filo che in qualche modo vuole comunicare qualcosa. Sì, noi ci teniamo moltissimo a questo, proprio uno dei nostri obiettivi più importanti. Il messaggio di questa mostra vuole essere molto semplice ma molto forte, cioè quello che se noi ci siamo riusciti con questo mattoncino, con un piccolissimo gesto, veramente ognuno di noi può fare grandi cose. Quindi è un tema molto chiacchierato, più o meno inflazionato anche, perché comunque sicuramente se ne parla tanto e si affronta in determinati modi, però poi la concretezza è vero, alla fine bastano pochi gesti fatti anche nel quotidiano per cercare di migliorare l'ambiente in cui viviamo, perché alla fine purtroppo mettendo assieme questi piccoli gesti, facendoli o non facendoli, si fa la differenza. Tra l'altro mi piace anche segnalarti che all'interno della mostra sono stati utilizzati, ovviamente anche Lego come azienda sta facendo dei progressi in questo senso. Allora, un'unica, diciamo, critica che mi era stata sollevata con un post tra l'altro di un assessore del comune, mi dicono ma bravi, parlate di ecosostenibilità in una mostra fatta di plastica. È vero, i mattoncini per lo più sono fatti di plastica, ma l'azienda sta facendo dei progressi su questo, degli studi, perché non è facile, e tutti i set che è riuscita al momento a produrre, che sono tra l'altro, si sentono al tatto in modo diverso perché comunque hanno una consistenza un po' più rugosa, tutti i set esistenti noi li abbiamo naturalmente inseriti, quindi un occhio attento potrebbe anche accorgersi di qual è il mattoncino effettivamente già ecologico. L'azienda sta facendo delle ricerche molto approfondite, perché ovviamente poi devono stare gli stampi, cioè devono avere una serie di caratteristiche, però ha promesso che in alcuni anni li sostituirà completamente, quindi anche questo è un messaggio insomma molto bello. Ecco. Visto che tu hai tirato in ballo l'azienda, adesso chiedo a chi dice qui potrebbe dire che insomma in qualche modo fate una bella promozione, siete un bello sponsor per l'azienda, cosa rispondete? No. E l'azienda mai in qualche modo vi ha contattato, perché
comunque siete un veicolo di un marchio, sì. no? E quindi... Sì, allora in realtà noi facciamo tutto con le nostre forze, assolutamente, è una collezione privata, quindi i mattoncini vengono Però acquistati fate sicuramente pubblicità all'azienda. Però facciamo sì pubblicità, loro ci conoscono, anzi devo essere sincera, noi siamo stati ospiti loro al primissimo anno che abbiamo fatto la prima esposizione, siamo stati ospiti loro a Lucca Comics and Games, quindi siamo stati ospiti a metà tra Lego e Disney che ci hanno voluto con i nostri primissimi diorami all'interno del Lucca Comics. E poi in realtà proprio nelle scorse settimane al delivery insomma, di questo progetto io ho scritto loro per comunicargli questa cosa, anzi ho chiesto anche che mi fornissero dei dati ufficiali con i quali parlare di questi mattoncini comunque ecologici, e loro insomma rinnovano sempre i complimenti, non esponendosi, però comunque insomma sanno che stiamo facendo questo lavoro e soprattutto hanno coscienza di come lo facciamo. Però mi sembra che abbiano qualche riserva, no? Non è che dicono che potrebbero in qualche modo dire guarda, questa bella pubblicità che ci arriva. È un'azienda molto grande, comunque l'Italia c'è solo una piccolissima divisione, noi purtroppo rispetto all'azienda complessiva siamo in Italia piccolissimi, quindi sì, vedono un po' il pesce proprio veramente piccolo, però insomma per noi comunque è una soddisfazione sapere che loro sanno che noi esistiamo. Quindi... E mai hanno chiesto magari di poter attingere ai vostri geni del lab? No, ancora no, però si sa mai. E del gruppo di ragazzi che lavorano nel lab c'è la volontà di, tu prima hai detto non è che si possono fare costruzioni con i mattoncini tutta la vita, però magari qualcuno anche aspira, no, di fare l'architetto del mattoncino giocoso, chiamiamolo così. Sì, beh, poi dopo insomma sta sulla base di un po' le ambizioni di ognuno. Certo è che poter esprimere la propria creatività, la propria diciamo quotidianità anche attraverso insomma la realizzazione di queste mostre sicuramente è molto bello. Poi ovviamente è una realtà molto in espansione la nostra, quindi dobbiamo cercare anche di adattarci a quella che è l'esigenza del mercato, perché noi comunque queste mostre le produciamo oppure anche le realizziamo per conto di terzi, quindi riceviamo spesso richieste per il quale produciamo anche proprio progetti ad hoc per aziende oppure per manifestazioni, per realtà, quindi l'attività non è solo quella che magari si vede agli occhi un po' più pubblici, ma facciamo anche tutta un'attività sotto legata più a progetti speciali. Quindi questi sono i progetti artistici, diciamo così, le esposizioni dove volete anche lanciare un messaggio di creatività, esatto. E poi c'è anche un lavoro di su commissione. Esatto, sì, proprio Lab è un'azienda a tutti gli effetti, quindi insomma abbiamo ognuno i propri ruoli e insomma funziona proprio così. Ecco. Perché magari uno non pensa, ma queste costruzioni non sono solo motivo di gioco. Io cito un caso di carissimi amici la cui bomboniera di nozze è una realizzazione proprio con questi mattoncini colorati, con ovviamente dei richiami alla coppia, e addirittura ogni soggetto che riceve la bomboniera aveva un richiamo alla coppia con un richiamo individuale personalizzata. E devo dire, non fantastici. Si offendano tutti gli altri miei amici, però è stata la bomboniera più divertente e più colorata che io abbia ricevuto. Che bravi amici che hai, che idea fantastica veramente, perché poi insomma le bomboniere sono un ricordo, ma se sono un ricordo anche divertente, così assolutamente, poi uno può spostare anche gli elementi e può anche in qualche modo ulteriormente riorganizzarsi. Le richieste adesso mi ha incuriosito, no? Perché questo sono le mostre espositive, un po' come i pittori di un tempo, no? Che avevano la mostra, ma anche i pittori di oggi che hanno la personale per comunicare la loro poetica pittorica, e poi ovviamente senza tradire quella che è la loro poetica pittorica realizzano su commissione. Le richieste maggiori che ricevete voi? Adesso sono curiosa. Allora, principalmente sono o le aziende che richiedono i plastici, quindi comunque riproduzioni in scala di edifici aziendali piuttosto che di prodotti aziendali, oppure anche di temi specifici. Per esempio 2 anni fa c'era nel corso di una mostra all'Autodromo di Monza dedicata a Villeneuve, ci hanno chiesto di fare una piccola sezione in Lego di riproduzione, avevamo fatto proprio una serie di riproduzioni della pista con delle macchine, anche quelle ovviamente sapevano che avevamo ovviamente dei pezzi di repertorio molto importanti, e quindi in quel caso
caso per esempio ci siamo inseriti in una mostra fotografica con una parte di mattoncini, quindi diciamo sono diverse anche le richieste che ci vengono sottoposte. Poi in realtà noi abbiamo anche dei diorami più piccoli, tipo adesso siamo presenti alla biblioteca di Lignano con il comune di Lignano che ci ha chiesto di realizzare una piccola esposizione che loro mettono a disposizione gratuitamente, l'ha sostenuta il comune, quindi noi gli abbiamo dato delle piccole costruzioni, in quel caso li abbiamo i pirati, abbiamo il villaggio di Natale, abbiamo alcuni altri diorami che sono ovviamente le costruzioni più piccole. Le finalità sono sempre decorative o c'è anche qualcuno che vi commissiona delle costruzioni con una finalità di un messaggio o addirittura anche per riprodurre, prima parlavi di plastico, di riprodurre una realtà, anche una sorta di rendering in mattoncino, adesso non so se sto dicendo un'idiozia. No, stai dicendo, sai, sembra che lavori per noi, ti devo fare una proposta, no, veramente sei perfettamente dentro la parte perché è proprio così. Ci è capitato per esempio di sostenere addirittura oltreoceano anche alcune aziende che devono presentare dei progetti, delle campagne, anche semplicemente di comunicazione piuttosto delle presentazioni di progetti e che lo usano proprio come identificazione del messaggio. Il tridimensionale. Sì, esatto, un po', esatto. Il fatto di tornare indietro, allora abbiamo tanta tecnologia, tante il tridimensionale manufatto. Tocchiamolo, sì. E quanto questi mattoncini rappresentano in un mondo sempre più virtuale, prima parlavi della trasposizione da rete a prodotto, rappresentano ancora la manualità, la voglia di toccare, della manifattura, che è un elemento tipicamente, se vogliamo, italiano. Quanto c'è anche appunto necessità di fare qualcosa con le mani? Ma guarda, io credo che sia un tema veramente importante, soprattutto che sta allontanandosi dalle nuove generazioni, perché io lo vedo anche in mostra, che in realtà sì, ci sono i bambini che giocano, però tante volte sono i genitori che devono cioè dirgli vieni, guarda che c'è da giocare così, perché veramente si sta un po' perdendo, e quindi credo che sia proprio il fatto di volersi mettere alla prova, volere comunque proprio toccare con mano, il fatto di due mattoncini, no, che si incastrano, cioè proprio il fatto di incastrarli tra loro e comunque poter creare un qualcosa anche di fisico poi alla fine, è proprio sì, sicuramente nel nostro DNA, e un po' nel DNA secondo me delle generazioni un po' più adulte, perché adesso veramente sì, un po' le nuove tecnologie hanno un po' fregato questa manualità e quindi infatti anche io sono sempre molto alla ricerca anche di attività che possano essere collaterali a quella che è la creatività della mostra, quindi per i bambini, perché possano proprio metterli all'opera. So che ci sono anche che nascono con i mattoncini tanti laboratori, tante iniziative proprio per utilizzare questo come strumento per proprio anche il fare fisico, non solo il fare di dire la creatività, il colore, l'ingegno, ma proprio anche il mettersi lì e comporre proprio con le mani, creare, poi caspita, vedere. Io per esempio la cosa più bella che per me è creare un cuore, ovviamente io sono tutta cuori, quindi per me il cuore rosso con la base bianca è la rivoluzione Lego più bella, però voglio dire, per dire anche per me, e ognuno ha la sua, ogni tanto infatti abbiamo i ricordi in mostra, le varie costruzioni che ci lasciano i bambini o cose, sono comunque molto belle, vederli all'opera così, poi è un'opera molto, molto impegnata, cioè non è che sono sì, è un allenamento cognitivo, vedi, è un proprio sì. Li vedi che proprio, e questa è la cosa più bella. Senti, un'ultima cosa, i diorama si costruiscono e poi si rinnovano, si conservano così come sono? Abbiamo ormai realizzato una tecnica di imballaggio e trasporto molto, diciamo, misurata al millimetro, perché i diorami viaggiano in delle scatole che sono state in blocchi, sui quali abbiamo realizzato delle scatole e anche realizzato degli stampi preformati di polistirolo per sostenerli. Ovviamente viaggiano a piano zero, quindi tutte quelle che sono le costruzioni, anche i palazzi per esempio, che hanno piani differenti, vengono smontati, quindi i singoli piani vengono smontati e trasportati singolarmente. Le pale ovviamente vengono smontate, le gru anche, e la cosa bella è che di base la mostra rimane con questa diciamo visione complessiva, però ogni singola realizzazione, anche la prossima edizione dove saremo la prossima tappa, avrà comunque l'occhio del visitatore delle cose che non quindi c'è una tradizione e innovazione. Sì.
Sì, bisogna, dove va la mostra dopo Treviso? Non lo sappiamo. Vabbè, ma noi lo scopriremo. Intanto andate a Treviso e dopo però noi vi terremo aggiornati, perché indubbiamente Eco City Lab, il mondo dei mattoncini è un mondo che affascina. Io ringrazio Giulia Maria Dotto Pagnossin e ringrazio voi, vi do appuntamento a domani mattina. Grazie, arrivederci.